Al via domenica prossima, 7 ottobre, il campionato di calcio di prima categoria, che terminerà il prossimo 28 aprile. Diverse le squadre agrigentine che vi parteciperanno, tra queste l'Atletico Aragona, l'Angelo Cuffaro, il Gemini, il Ravanusa e l'Empedoclina. L'Empedoclina, per via dell'incompatibilità della tribuna, giocherà a porte chiuse. Un campionato, quello della squadra marinara, che sarà affrontato con impegno e determinazione. Domenica scorsa l'esordio in Coppa Sicilia con il Ravanusa che l'Empedoclina ha vinto per 3-1. Silvio Laporta, parliamo un po' di questa Empedoclina quest'anno, che tipo di obiettivi avete? Obiettivi ambiziosi, quest'anno stiamo ripartendo alla grande, c'è un grande organico, merito non perché ce l'ho qui accanto del nostro direttore sportivo, con giocatori d'esperienza che vengono però anche uniti a giocatori giovani che rappresenteranno per noi il futuro, perché vogliamo puntare a un progetto ambizioso che duri nel tempo. Quindi le premesse sono: abbiamo delle speranze, più che delle speranze, di fare un ottimo campionato, sicuramente un campionato di vertice, e speriamo di finalmente poter dare qualche bella soddisfazione al pubblico empedoclino, che è abituato a palcoscenici molto più ambiziosi. Direttore sportivo, allora parliamo un po' di questa squadra, come è formata, se ce la descrivi un po'. La squadra è formata, come diceva poco fa Silvio, da un mix di esperienza, ci sono 4-5 elementi, di cui uno è qui accanto a me che è Gerry, di esperienza. Poco fa analizzavamo un po' la distinta di ieri, la stragrande maggioranza dei ragazzi sono tutti nati dal 90 in poi, quindi sono tutti ragazzi dai 22, 23, 25 anni, 18 anni, quindi c'è un progetto, abbiamo creato un organico per i prossimi 3, 4, 5 anni, quindi c'è un progetto veramente a medio-lungo termine. Abbiamo chiaramente l'obiettivo di puntare al salto di categoria, infatti stiamo facendo anche la Coppa. Ieri abbiamo vinto la prima gara di andata contro il Ravanusa per 3-1 e puntiamo anche alla Coppa per il salto di categoria, quindi siamo nelle condizioni di poter fare appunto un progetto importante. Parliamo ora con il giocatore, con Gerry Donato. Ecco, parliamo un po' anche della partita di ieri che avete vinto. Sì, ieri abbiamo fatto l'esordio stagionale in Coppa, è stato, devo dire, una buona prestazione da parte della squadra dopo circa un mese di preparazione. Si è visto un po' il lavoro che ha svolto in questi giorni il nostro tecnico e naturalmente ancora c'è da lavorare molto, specialmente dal punto di vista sia atletico che tattico. Speriamo insomma che domenica facciamo l'esordio in campionato e riusciamo a colmare insomma quello che c'è da portare a termine con il lavoro del nostro mister e di fare un buon esordio in casa. Tra l'altro, come hanno anticipato qua gli appartenenti alla società, puntiamo a fare un campionato di vertice e i presupposti ci sono tutti, poi si sa il calcio non è una scienza esatta, quindi sicuramente da parte nostra, dei giocatori, il lavoro e l'impegno non sta avvenendo meno.